Il cartello sociale formato dall'ufficio pastorale dell'Arcidiocesi di Agrigento, dalle segreterie dei confederali sindacati CGIL, CISL e UIL, in un comunicato stampa afferma come la grave situazione che stiamo vivendo non può e non deve vederci inermi di fronte alle grandi difficoltà che tutte le famiglie della nostra provincia stanno affrontando. La difficile situazione di non poter vivere come eravamo abituati, sia pure nella già precaria condizione in cui versava la nostra economia, deve vederci reagire per fare tutto il possibile affinché la difficile situazione non diventi drammatica. Per questo, nei limiti del possibile, chiediamo al Governo nazionale e regionale di mettere in atto le misure necessarie per aiutare tutta la popolazione, ma soprattutto le fasce più deboli, ad affrontare al meglio il momento presente. Si acceleri nell'assunzione del nuovo personale sanitario per mettere in tempo di fronteggiare la già precaria realtà sanitaria presente, si concedono i contributi straordinari ai comparti già in ginocchio, si mettono in atto le misure possibili a sostegno dei lavoratori e delle famiglie in difficoltà. Il cartello sociale auspica così che tutti ci rendiamo conto che le misure restrittive sugli spostamenti sono necessarie e siamo chiamati a cambiare anche le nostre abitudini, siamo chiamati a capire che va tutelata sia la nostra salute come quella degli altri. Per questo bisogna evitare di andare in giro, frequentare luoghi affollati e non è il caso, soprattutto i giovani, capiscano che è necessario evitare salleone, locali e centri nei quali diventa pericoloso anche un semplice incontrarsi e stare in luoghi con molta gente. In conclusione, il cartello sociale afferma: per le provvidenti e benevole azioni di Dio che non abbandona il suo popolo, ci rialzeremo e meglio di prima continueremo la nostra vita e daremo il nostro contributo allo sviluppo di questa bellissima nostra terra.